anche l'amministrazione comunale protagonista sempre in queste manifestazioni. Ecco perché ringrazio e cedo la parola al sindaco Maria Rosa Pavanello del comune di Mirano. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno bambini, buongiorno agli insegnanti e ai genitori che ringraziamo per aver reso questa piazza ancora più bella, perché mi unisco alla presentatrice, davvero rendete questa piazza ancora più viva. E devo anche ovviamente ringraziare, ma non scontati, perché come ha detto bene il presidente della Proloco, la Proloco e tutti i suoi volontari ci aiutano a rendere questa piazza sempre più bella e più viva e sempre, anche dopo 22 anni, con rinnovata eleganza. Questo è un prodotto di eccellenza e anche la piazza e il suo allestimento è davvero un'eccellenza. Quindi grazie davvero al Presidente e a tutti i volontari della Proloco, perché amano davvero questo paese e amano promuovere questi prodotti e lavorare in rete. Infatti saluto anche il presidente dell'UMPLI, il rappresentante dell'UMPLI, perché l'UMPLI, questa sigla strana, è la sigla che indica tutte le Proloco del Veneto, che sono tante e fanno davvero un grande lavoro per promuovere i prodotti della nostra regione e per rendere vive e ricche le nostre piazze. Quindi sento di ringraziare anche loro. Ringrazio non da ultimo ma gli amministratori dei comuni che sono qui vicini, che sono tutti qui rappresentati, perché Mirano insieme alle altre amministrazioni fa parte della strada del radicchio. Come è stato ricordato, il radicchio rosso viene prodotto nei nostri territori, viene degustato nelle nostre case. Oggi c'è anche l'opportunità, guardate bene le tante aziende che ringrazio e saluto che lo stanno esponendo, e viene anche servito in maniera magistrale da tutte le nostre attività di Mirano e di tutto il territorio con un programma ben definito. Invito a guardare anche il volantino delle altre feste di Fiori d'inverno, perché è sempre un piacere conoscere le nostre belle piazze del Veneto. E adesso passiamo alla cosa che voi state aspettando, credo. Ecco, c'è anche un bel concorso, ringrazio la CIA, credo sia la 6ª edizione, ma ringrazio anche la Coldiretti e la Confagricoltura, c'è anche il presidente provinciale di Coldiretti qui presente. Grazie per il lavoro che fate, grazie per essere qui oggi. Buona prosecuzione. Grazie sindaco, grazie.